Ci sono quei segnali dove un po' ti avverti che una figlia sta crescendo, no? Perché fa un passaggio dalle elementari, no, perché prende il patentino, non è ancora momento, perché... Che hai fatto? Hai cominciato a udire? I buchi all'orecchio. Il buco! Il buco all'orecchio. Faccia vedere questo plasticone. Sono un po' osceni i brillantini, non vedrai che passa un mese. Un mese li devi tenere? Sì, Ti ha fatto male? così così. Hai Solo avuto la pistola era un po' ambigua, però vabbè. Com'era la pistola? Un po' ambigua. Come fa? Una pistola? Che caratteristiche ha una pistola per essere ambigua? Era grande e di ferro. Grande e metallica, di solito di che materiale è? Non lo so, non ho visto una pistola di recente. Quindi, la pistola ambigua gli ha fatto gli orecchini. Fatto male? Mi ha messo il ghiaccio, però... Dietro? No, davanti. Cioè prima ghiaccio e poi pistola ambigua? Sì, e poi di nuovo ghiaccio e acqua ossigenata. E basta ambiguità. Sì. E poi me ne sono andata via e ho pagato 12 euro. 6 euro a orecchio per farsi fa un buco. Dove sto male? Se lo fa. No, ma neanche mi ha ridato i soldi, usate i miei soldi. I soldi sono fatti per essere spesi. I miei no. E perché? Qual è il criterio, la differenza? Doveva pagarmi di mamma. Mamma, papà, da dove vengono i tuoi soldi? Ho capito, quelli Cioè, i tuoi soldi, i soldi che ti sono stati dati in consegna, in custodia, da chi vengono? Da voi però. Ah, ecco, no, perché mi ha chiesto un po' di concetti, no? Visto che hai età da orecchini, chiediamo un po' di concetti. Secondo te? Sto male? Per farmi gli orecchini. Cos'è questo? Lo slime. Gioca con lo slime, si è fatta gli orecchini ma la pistola era ambigua. Secondo me sto male? Bella, che paura.